Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Le minacce di Putin, che ha parlato di voler colpire le basi NATO anche in Italia per quanto riguarda gli F-16. Non ha specificato l'Italia, ma ha detto dovunque si trovino F-16 caccia che dovessero essere inviati all'Ucraina non esiteremo a colpire le basi NATO. Sentiamo la nostra redazione di Udine. Continua la tensione massima tra Russia e Ucraina, con Vladimir Putin che ha pubblicamente dichiarato di non escludere la possibilità di colpire le basi NATO sparse sul territorio europeo. Una minaccia che si concretizzerà se verranno consegnati all'Ucraina i jet F-16 promessi e se questi dovessero alzarsi in volo per compiere azioni di guerra. Lo ha detto in un incontro con un gruppo di piloti durante una visita a Tver, nel nord-ovest di Mosca. Il capo di Stato russo ha ammesso come questi nuovi jet possano diventare oggetto di attacco, così come le basi dalle quali dovessero partire, senza tenere conto di quali esse siano. Così come stiamo distruggendo carri armati e veicoli blindati dei paesi della NATO, lo stesso saremo pronti a fare con le basi dei paesi terzi che appoggeranno le manovre ucraine. Una minaccia indiretta, con annessa smentita di voler attaccare paesi dell'alleanza come Polonia o repubbliche baltiche. Secondo Putin, pretesti usati dall'Occidente per far pagare più soldi per il sostegno a Kiev. Parole dure, importanti, che in un quadro di massima incertezza sul fronte internazionale ha creato allarme nelle basi NATO, pronte a difendersi in caso di attacchi russi. Anche la base aerea di Rivolto aumenterà la vigilanza, già ovviamente molto alta, per garantire la sicurezza del territorio. Putin con queste dichiarazioni ha sicuramente voluto far da deterrente in ottica di un aiuto alle truppe ucraine, ma visto l'attuale stato di altissima tensione, le dichiarazioni del premier russo vanno intese come un monito di minaccia importante che rappresenta una delle tante nuove sfide del prossimo futuro delle basi NATO, come il comandante Rubino aveva sottolineato nel recente incontro per il 101esimo anno dell'aeronautica militare, chiamata ancora una volta a garantire la tutela dei cieli ma anche del suolo italiano. Quindi in allerta le basi NATO, in Friuli Venezia Giulia Aviano, in Veneto Istrana, ma poi ci sono anche le basi americane a Vicenza, la caserma Ederle. Passiamo ad un'altra notizia di cui si sta parlando molto anche in Veneto, e cioè le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha parlato di fissare un tetto del 20% per la presenza degli stranieri nelle nostre scuole, e lo stesso concetto è stato ribadito dal ministro Valditara, che ha detto bisogna che la maggioranza degli studenti sia italiana. In aula la maggioranza degli studenti deve essere italiana. A dirlo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'indomani della proposta lanciata da Matteo Salvini di mettere un tetto del 20% di alunni stranieri nelle classi. Chi arriva in Italia, prosegue il ministro, deve assimilare i valori della Costituzione o è caos. Ma se nel governo la proposta fa presa, viene accolta freddamente dall'assessora regionale all'istruzione. Oggi a me spaventa meno avere solo stranieri in una classe di quanto non mi spaventasse 10 anni fa rispetto a un modello inclusivo. Iniziativa che arriva dopo il plauso da parte del Presidente della Repubblica Mattarella alla scuola di Pioltello, che chiuderà per il Ramadan. Apprezzamento che al leader del Carroccio non è piaciuto. Non credo che nessun paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per Natale, e rilancia con forza il numero massimo di alunni stranieri per ciascuna classe, altrimenti si chiede come fanno le maestre a spiegare. Proposta che però viene stroncata dall'assessora regionale Donazzan. Questa cosa venne proprio chiesta dal Veneto oltre 10 anni fa. È una proposta che è un po' superata, perché esisterebbe già, c'è già nell'ordinamento una attenzione per una buona inclusione. Se Donazzan è diplomatica, il segretario regionale del PD Martella va dritto al sodo. Penso che come al solito Salvini sia alla ricerca di qualche argomento per suscitare soprattutto alla pancia del paese delle reazioni che possono produrre un po' di consenso nei suoi confronti. Questo governo sta facendo scelte sbagliate con l'accorpamento e il dimensionamento scolastico. Intanto, in vista della discussione in aula prevista per fine aprile, le principali sigle sindacali chiedono di tenere fuori dal DDL autonomia il sistema scolastico nazionale, altrimenti, dicono, si creeranno frammentazioni e diseguaglianze. Credo che oggi sia disuguaglianza e che invece con l'autonomia ci serva ad avvicinare la programmazione delle supplenze, degli incarichi e soprattutto dei dirigenti sul territorio regionale. La scuola rimangono di esclusiva competenza statale.
La scuola è un veicolo fondamentale della nostra coesione nazionale. Cosa ne pensano i veneti di questi scenari? Siamo andati a sentire i bassanesi. Matteo Salvini ha lanciato la proposta massimo 20% di alunni stranieri all'interno di ogni classe, andando a toccare temi caldi come quello dell'integrazione, come quello dell'apprendimento scolastico. Noi abbiamo chiesto ai bassanesi che cosa ne pensano. Lei cosa ne pensa? No, assolutamente no. No, perché torniamo indietro nel Medioevo. Non possiamo più restringerci dentro le nostre mura, oramai il mondo è globale, dobbiamo adattarci giustamente, anche perché abbiamo bisogno di nuove nascite, abbiamo bisogno di nuovi bambini, non li vogliamo mandare a scuola. Una domanda difficile, ma sono d'accordo con Salvini. Io sono un insegnante. Benissimo, le chiedo a questo punto lei cosa ne pensa? Forse meglio così, troppi esagerato. Quindi, per quale motivo, scusa? Perché si fa fatica, diciamo, a gestire troppi alunni che non sono italiani, perché le classi già sono numerose e quindi un numero eccessivo di alunni stranieri richiede comunque delle competenze che magari noi insegnanti italiani ancora non abbiamo, perché c'è bisogno di un'attenzione particolare alle esigenze di questi ragazzi, perché per esempio nelle mie classi ho degli alunni stranieri, quindi fanno dei percorsi alternativi e quindi c'è bisogno, ripeto, di competenze particolari nel gestire alunni che magari se sono nati in Italia è già diverso perché parlano l'italiano, ma se arrivano magari intorno ai 14-15 anni che hanno difficoltà con l'italiano, allora c'è bisogno di competenze maggiori. Va bene anche avere alunni stranieri in classe perché comunque avere un'etnia maggiore in classe favorisce anche il capire altre persone nell'apprendimento, la difficoltà. Ma avere un 20% in classe, per me la percentuale non cambia, l'importante però è avere comunque, secondo me, studenti stranieri in classe. Però un 20% potrebbe essere anche comodo perché comunque non rallenta troppo l'andamento della classe e l'apprendimento completo, ecco. I bassanesi a microfono di Alex Giuliano, e poi c'è il problema della dispersione scolastica. A Padova sono stati denunciati 20 genitori per dei figli che hanno fatto riscontrare troppe assenze, da 15 giorni non si presentavano in aula. Sentiamo in diretta da Padova Chiara Gaiani. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in questo posto splendido che abbiamo appena scoperto con il collega Cristian Roque Allende. Qui hanno sede i servizi scolastici del Comune di Padova con l'assessore Cristina Piva, che ringrazio, per parlare certo di dispersione scolastica, ma se permetti direttore le farei fare un commento su quanto avete, insomma, sulle dichiarazioni del ministro Valditara, una scuola che abbia una percentuale limitata di stranieri. Le chiedo, in una città come Padova, in cui per esempio un quartiere come Arcella sappiamo insomma ha un'alta presenza di famiglie stranieri e spesso insomma ci sono anche molti ragazzi di seconda generazione, questo sarebbe possibile o molto difficile? Guardi, forse nei numeri potrebbe essere fattibile. Però i ragazzini non possono essere sradicati da un quartiere, dalla loro scuola, da dove abitano, per essere trasportati, perché poi questo dovrebbe avvenire, in altre scuole, in altre sezioni, in altri contesti. Da chi poi? Dai genitori che magari non hanno neanche la macchina, la bicicletta, con i bus ci sono spese eccetera. Quindi è una cosa non fattibile, perché i bambini non sono come un sacchetto di biglie che si distribuisce, devono vivere nel contesto in cui abitano e quindi deve esserci una programmazione, per carità è vero, ma se ci sono molti ragazzini stranieri in un quartiere, questo deve essere preso in considerazione e si deve attivare qualsiasi modalità per poterli inserire nel migliore dei modi.
Ecco, questo è il punto di vista di Cristina Piva, che è anche insegnante. Dicevi tu, 20 genitori denunciati per dispersione scolastica, il decreto Caivano, quello insomma sulla base della quale sono state mosse queste accuse ai genitori. Allora io, prima di sentire il commento dell'assessore Cristina Piva, proporrei il servizio che abbiamo preparato questa mattina in redazione. I bambini e i ragazzi coinvolti sono 10, genitori denunciati 20, sono accusati dell'assenza da scuola per oltre la metà dei giorni di frequenza previsti. A muoversi la Procura di Padova, che accusa le famiglie di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori che la legge italiana prevede per 10 anni, dai 6 ai 16, e cioè fino al secondo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, le superiori. Genitori di minori appartenenti a famiglie sinti, ma non solo, tra gli iscritti al registro degli indagati, un provvedimento che arriva dopo un percorso avviato dai dirigenti scolastici in collaborazione con i comuni di residenza dei minorenni, che dopo la fase di ammonimento porta la denuncia in procura. I genitori rischiano l'arresto fino a 2 anni, una norma inasprita a settembre 2023 contenuta nel cosiddetto decreto Caivano, voluto dal governo Meloni dopo lo stupro di 2 cuginette di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di minorenni che avrebbero dovuto essere a scuola in un parco pubblico della provincia di Napoli. Ecco, abbiamo sentito, sono 10 minori coinvolti. Per il comune di Padova, ci diceva assessore Piva, quando insomma ci siamo sentiti questa mattina, c'è un caso. Spesso si pensa a famiglie di origine Nom, origine Sinti, nel caso del comune di Padova non è così, ad esempio. Ma noi abbiamo ricevuto questa PEC dove si segnala questa prolungata assenza di un minore straniero che però non sembra essere un Rom o Sinti, quindi probabilmente ci sono anche altre situazioni. Noi consideriamo che l'obbligo scolastico arrivi ai 16 anni, quindi deve essere tutelato anche da chi se ne occupa, quindi anche dal Comune di Padova, che è interessato all'assolvimento dell'obbligo, e le informazioni devono arrivare anche al Comune in questi casi. Certo che è un tema molto importante. Io credo che in certe situazioni ben venga anche la segnalazione e questo decreto Caivano, che fa in modo che i genitori si preoccupino di questa situazione, e se non lo fanno spontaneamente, insomma, devono essere un po' costretti a prendersene cura. Ecco, il Comune di Padova, le credo proprio un flash, ha dei fondi a disposizione contro la dispersione scolastica? I servizi scolastici si occupano di quello che è la scuola primaria e secondaria di primo grado, e noi distribuiamo dei fondi, assegniamo dei fondi all'inizio dell'anno scolastico proprio contro la dispersione scolastica, in modo che ci sia la prevenzione di questo fenomeno. Poi può succedere, e in questo caso ci sono da mettere in atto delle azioni attraverso appunto il Comune, la scuola e tutte le agenzie educative che se ne occupano. Allora, davvero io ringrazio l'assessore Cristina Piva, assessore ai servizi scolastici del Comune di Padova. Grazie al collega Cristian Rocca Allende da Padova, direttore. Linea allo studio. Grazie molto a Chiara Gaiani e alla sua ospite. Andiamo avanti con le notizie dalle scuole. Sono brutte notizie quelle che arrivano dalle scuole medie di un istituto di Mestre per gravissimi episodi di bullismo. Sentiamo. La chat a luci rosse con foto hot per diffondere immagini poco consone, diseducative od offensive, accompagnate da un linguaggio discutibile, scrive in chat uno dei genitori dopo la scoperta. E ancora gli schiaffi alla compagna di classe durante la lezione di ginnastica in presenza del docente, scrive un'altra mamma. E ancora gli occhiali da vista e le sneaker sportive di un altro compagno gettati nel water tra lo sconforto e la disperazione dei rispettivi proprietari. Ragazzini delle medie di 13 anni appena, soltanto alcuni degli episodi di grave bullismo che avvengono da tanto, troppo tempo e quasi quotidianamente in un istituto comprensivo statale di Mestre con indirizzo musicale, dove i bulli, ragazzini delle medie, tiranneggiano oltre ai compagni di classe persino i professori, che fino ad ora sembra non abbiano preso alcun provvedimento nei confronti degli studenti teppisti, gli stessi che stanno creando non pochi grattacapi anche alla neodirigente scolastica,
arrivata da nemmeno un mese e già alle prese con ragazzini difficili, spesso coperti anche dagli stessi genitori, come il caso di un 13enne, sempre della seconda media C, che al suo attivo da inizio anno scolastico ha collezionato quasi 30 note. Allucinante, abbiamo raggiunto livelli non più tollerabili, commenta nella chat dei genitori una frangia di quelli secondo i quali le note non bastano, ci vorrebbero punizioni esemplari, come annullare la gita del prossimo 6 maggio a Padova al Museo della Medicina. La preside, da noi contattata, oggi a scuola non c'è. Anche lei a casa per le vacanze di Pasqua, ci è stato risposto. Confidiamo comunque in una risposta al ritorno a scuola dal prossimo aprile, quando si dovrebbe tenere l'incontro plenario tra genitori, corpo docente e studenti, come chiesto responsabilmente da una mamma più che allarmata. Servizio di Anna Maria Parisi, oggi in regia Francesco Cerone e Italo Morao, e diamo un'occhiata al Corriere del Veneto. Super bonus, l'ansia per i cantieri dopo la stretta, si puniscono i meno abbienti, ci sono 325 milioni di crediti a rischio e l'ira di artigiani ed architetti. Andiamo subito nella sede della CNA dove c'è in diretta per noi Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Matteo Ribon, segretario di CNA Veneto. Alcuni numeri ho sentito che li hai già dati, altri riguardano in Veneto 2.327 cantieri ancora aperti su 58.187. Allora, innanzitutto questi, diciamo, Ribon, i numeri principali, poi ce ne sono altri, c'è una 17.000 famiglie. Cerchiamo un attimo di capire che cosa sta succedendo e soprattutto chi rischia di più. Sì, grazie. Siamo nella dinamica dell'ennesimo stop al superbonus che potrebbe coinvolgere numerosi lavori che sono ancora in corso nel Veneto, che è la seconda regione in Italia per numero di cantieri legati a questa misura. Parliamo di circa 17.000 famiglie coinvolte e questo lo diciamo alla luce del fatto che il decreto deve ancora essere pubblicato e qualunque virgola di questo decreto sarà determinante per capire l'impatto che nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di vedere. È stato comunque importante su una partita che era partita con alcune grandi aspettative, ma nel corso dell'opera ha avuto tante questioni difficili e tanti ostacoli. Chi potrebbe essere colpito in maniera prioritaria sono sicuramente gli ambiti legati alle barriere architettoniche, gli ambiti legati alle aree terremotate e il terzo punto le ONLUS, che avevano avuto una deroga rispetto all'impostazione, l'ultimo freno che c'è stato sulla partita del superbonus, ma in qualche maniera noi riteniamo che non debbano essere toccati tutti coloro che hanno lavori in corso. Ecco, alla luce del fatto, come lei ha detto, che adesso ogni virgola è decisiva, voi avete lanciato un appello. Sì, l'appello è che ci sia un confronto utile a dettagliare i passaggi di scivolo di questa parte del superbonus per evitare che imprese e famiglie vengano messe in difficoltà. Poi c'è la questione di imprese che hanno già iniziato i lavori e di quelle che devono ancora iniziarli. C'è una bella differenza anche in questo. Certo, noi riteniamo che tutto quello che è stato iniziato debba essere concluso garantendo la situazione delle imprese che non possono essere messe in un ulteriore stop e delle famiglie che hanno pensato di ristrutturare e sistemare le proprie case, anche avendo un concetto di disponibilità dal punto di vista economico e delle condizioni che non possono essere messe in discussione. Secondo lei il vostro appello e anche quello ovviamente di altre associazioni verrà ascoltato? Io credo che in parte possa essere ascoltato perché comunque la partita economica da parte del Ministero dell'Economia rispetto al mancato controllo dei conti pubblici c'è. Ma dobbiamo tener conto anche del fatto che questa parte deve essere completata senza creare ulteriori strascichi, anche perché il problema più importante che noi riteniamo è che chiusa questa partita si debba pensare subito al futuro, a nuovi strumenti che siano in grado di durare nel tempo, che abbiano lunga durata e che consentano in qualche maniera anche di ottemperare alla nuova direttiva Green e a tutto l'efficientamento che pensiamo debba essere fatto. Tra l'altro ricordiamo, Ribon, che grazie a questo super bonus c'è stata anche un'importante ripresa dell'economia.
Sì, l'edilizia, il comparto casa ha tirato in maniera forte anche in un periodo in cui il resto dell'economia aveva delle difficoltà di stop legate al Covid. Tutto questo e anche le numerose aziende, i numerosi lavoratori che sono all'interno di questo comparto, che comunque nell'artigianato cuba 1/3 del comparto artigiano nel complessivo, devono essere in qualche maniera messi nella condizione di professionalizzarsi ulteriormente e di avere una prospettiva di medio-lungo termine. Non possiamo pensare che chi ha creato aziende all'ultimo secondo per il super bonus rimanga all'interno di questa filiera, ma coloro che hanno invece investito in questo comparto devono durare anche per i prossimi anni per le ottemperanze strategiche che anche l'Europa sta mettendo in atto. Grazie a Matteo Ribon, qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie, davvero molto utile per tante famiglie, per tante imprese avere questi chiarimenti in una situazione caotica con il Ministro delle Finanze e dell'Economia Giorgetti, che ha parlato di una misura scriteriata che ha messo a serio rischio i conti pubblici. Sentiamo una sua dichiarazione. No, MPS non c'entra niente rispetto a diciamo così, la dinamica del debito prevista. Sicuramente noi attendiamo i dati definitivi, le sorprese purtroppo su questa vicenda non sono mancate, sempre in negativo. Già il conto è salatissimo, anche se qualcuno in qualche modo ne è entusiasta. Il prezzo per la finanza pubblica, in particolare per il debito, l'onere del debito, graverà per diversi anni a venire. L'obiettivo di questo decreto legge è mettere davvero un punto finale rispetto all'impatto sul 2023, naturalmente fatto salvo le valutazioni definitive da parte di Eurostat, di cui siamo ancora in attesa. E questo era il Ministro dell'Economia Giorgetti. Adesso andiamo a Vicenza perché martedì arriva l'Esercito per l'operazione Strade Sicure. Andiamo in diretta da Daniele Garbin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Vicenza, alle mie spalle la prefettura. Alle 12 è proprio cominciato una conferenza stampa del prefetto, proprio il tema è la sicurezza. Il prefetto accompagnato con i rappresentanti del tavolo del comitato dell'ordine e sicurezza, parlo del questore, dei comandanti di Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda i reati che alla fine dell'anno scorso hanno comunque rappresentato un problema perché c'è stato un aumento. Ecco, la notizia importante è che secondo i dati dei primi 3 mesi c'è stata una lieve diminuzione, comunque significativa. Il prefetto proprio ha parlato di una diminuzione di furti in abitazione che passano da 74 a 19, nei negozi da 25 a 12 e una riduzione da 29 a 5 rapine nei primi 3 mesi dell'anno. Ecco, questo è un aspetto positivo proprio alla vigilia del weekend pasquale, dove comunque abbiamo capito che sarà un weekend delicato dal punto di vista anche della sicurezza per i fatti che riguardano gli attentati possibili anche alle basi NATO, alle basi USA qui in Vicenza, però sappiamo anche che è una data significativa perché subito dopo Pasquetta, martedì, arriveranno i militari dell'operazione Strade Sicure. Ecco, la notizia importante è che ne è dato l'annuncio proprio poco fa il signor prefetto, che arriveranno 18 militari, diciamo anche del 3° reggimento Eugenio Guassatori, che presiederanno fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, e pattuglieranno queste pattuglie composte, come già avevano fatto in precedenza, i punti caldi della città. Infatti ci sono previste delle soste alla stazione, in piazza Esedra, in piazza dei Signori di 30 minuti, delle squadre che in realtà poi si succederanno nell'arco della giornata in 3 gruppi, e questo servirà per dare un ulteriore rafforzamento della sicurezza. Noi abbiamo sentito il prefetto proprio poco prima iniziasse la conferenza stampa, quindi adesso lancerei l'intervista e poi restituirei la linea allo studio. Torna l'operazione Strade Sicure, arrivano i militari a Vicenza.
Sì, operativamente già dal giorno 2 di aprile avremo il contingente militare di strade sicure, è stato fortemente voluto il contingente, quindi ritorna nuovamente per le strade cittadine. Io ricordo, avevo rapportato al Ministero dell'Interno che ho l'esigenza, anche in relazione ai fatti criminosi che hanno interessato la città sin dai primi mesi dell'anno, e quindi è stata accolta la richiesta in sede centrale, e quindi avremo i pattuglioni che stazioneranno, ancorché in forma mobile con collegamento radiocollegato con le forze di polizia, però poi avremo nel modulo operativo anche la possibilità di vedere l'impiego dei militari anche appiedati, perché così è stato concepito la modalità di impiego. Quindi i pattuglioni perlustreranno quindi le zone sia di Campomarzio, che è tutta la zona del Quadrilatero, che è quella particolarmente critica, con un prolungamento proprio in centro storico, quindi proprio nelle zone centralissime di Vicenza, quindi avremo la possibilità di poter garantire un servizio di pattugliamento, come ho detto, radiomontato e anche appiedato. Quanti saranno e che contributo sostanziale dà all'organizzazione della sicurezza a Vicenza? Quali sono appunto le forze di polizia che possono essere in qualche modo sollevate, no, dalla pressione in questo momento? Sì, come ho detto, il collegamento è sempre con le forze di polizia territoriali, però godono di una certa autonomia, quindi il contingente militare avrà compiti anche di poter effettuare controlli su strada, controlli sulle persone, sui mezzi, quindi perché i militari assumono proprio la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi nelle loro facoltà hanno quello proprio di svolgere servizi analoghi a quelli delle forze di polizia territoriali. Forze di polizia che, come ha detto, vengono un po' anche esonerate da alcuni controlli che fino adesso stanno garantendo in varie zone della città, e quindi ci possiamo concentrare ad altri obiettivi particolarmente sensibili. Sappiamo che è comunque una presenza ben voluta dalla città, c'è stata buona prova la volta precedente, per cui anzi è stata auspicata l'arrivo, no? Sì, i militari sono ben voluti, i cittadini tra l'altro hanno sempre manifestato una propensione nei riguardi dei militari, quindi li accolgono come se fossero anche loro concittadini che danno il contributo per elevare ancora di più il livello di sicurezza in città. E proprio riguardo al livello di sicurezza ne voglio proprio approfittare, perché sotto l'aspetto dell'andamento della criminalità, proprio nel mese di marzo abbiamo proprio registrato un netto decremento dei fenomeni delittuosi, e in modo particolare proprio i furti in abitazione, proprio gli scippi, tutti quelli che sono i reati predatori. Proprio nel mese di marzo, a fronte invece dei primi mesi dell'anno, quindi gennaio e febbraio, dove avevamo registrato effettivamente un piccolo incremento, nel mese di marzo una deflessione veramente sensibile. Il prefetto di Vicenza intervistato da Daniele Garbin. Adesso apriamo la pagina della politica, vediamo un titolo del Corriere del Veneto: per le europee i primi sondaggi, la Lega tiene, frena Fratelli d'Italia, per i partiti il rebus candidati. E poi l'8-9 giugno ovviamente le amministrative con grandi travagli, soprattutto nel centrodestra. Vittorio Veneto, oggi la presentazione della lista di Gian Antonio Darè, appoggiata da Forza Italia. Andiamo subito da Christian Arboit in diretta. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a ridosso del municipio, in piazza del Popolo, dove il dado è tratto. Lo strappo all'interno del centrodestra può dirsi compiuto. Perché? Perché qui questa mattina Gianluca Posocco ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Buongiorno Posocco, appoggiato Gian Antonio Darè, che non ha bisogno certo di presentazioni, già segretario nazionale della Lega, espulso nelle scorse settimane dal partito salviniano. Sottolineo salviniano perché il diavolo in questo caso si nasconde nel dettaglio, perché lei, Darè, resta leghista.
Intanto buongiorno direttore, sì, rimango leghista, rimango della Liga Veneta Lega Nord, sono in questa formazione da 41 anni, sono stato espulso ma non mi serve la tessera per essere un leghista. E non le serve la tessera per esporre le bandiere dell'autonomia, questa è la bandiera proprio originale del 22 ottobre 2017. Sì, voglio ricordare che io ero il segretario regionale quando ho preparato tutta l'operazione del referendum e quindi questa bandiera mi appartiene, un po' appartiene anche a me. E chi ha orecchie per intendere intenda. Tra l'altro, dicevamo, a Vittorio Veneto si è consumato lo strappo, ma non si è consumato solo qui, perché oggi di fatto da qui Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, ha annunciato, confermato, ufficializzato la nascita imminente di Forza Nord. Che cosa sarà, che cosa è questa Forza Nord? Ce lo spiega Tosi stesso, sentitelo. Il mondo del sociale, il mondo dei più fragili, il mondo degli educatori, delle persone che si adoperano per il prossimo, soprattutto delle donne. Tosi, nasce oggi da Vittorio Veneto Forza Nord? Forza Nord verrà lanciata ufficialmente a Milano con un grande evento ed è un comitato interno a Forza Italia per dare più voce al nord, più attenzione al nord, che fra l'altro Antonio Tajani sta dedicando moltissimo, perché l'11 e il 12 aprile sarà a Verona per un vertice bilaterale Italia-Cina, Antonio Tajani con il numero 2 cinese che è il ministro del commercio estero cinese, poi sarà a Milano il 13 per un altro evento, quindi insomma Antonio Tajani sta dimostrando di essere vicino al nord e quindi Forza Nord dà ancora di più questa sensibilità di Forza Italia verso questi territori. Qua Vittorio Veneto si è scelta la continuità. Gianluca Posocco era il candidato del centrodestra unito, è il candidato naturale, vice sindaco, scelto dal sindaco, scelto dalla coalizione. C'è stato un problema interno alla Lega, ma se noi volevamo sostenere Gianluca Posocco perché è la persona giusta, Gianluca Posocco rimane la persona giusta. Forza Nord sarà un movimento, un partito, una succursale? No, un partito mai. Un comitato all'interno di Forza Italia, un gruppo di persone, non solo ex leghisti, perché per dire Forza Nord nasce una chiacchierata tra me e il mio omologo lombardo, che è un forzista doc, perché Alessandro Sorte, collega parlamentare, è un forzista doc, abbiamo parlato io e lui e abbiamo detto perché no. Quindi sarà un comitato all'interno del partito formato da persone ovviamente anche ex Lega, ma non solo ex Lega. Sarà una spina nel fianco per la Lega ufficiale? Diciamo che poi si vedrà dalle adesioni che chiaramente ex dirigenti o anche dirigenti della Lega ci credono in Forza Nord. Quindi insomma il messaggio è molto chiaro. A Salvini? No, non è un messaggio a Salvini, ognuno fa la sua corsa. Alle elezioni europee c'è il proporzionale, ognuno compete con gli altri, ma in generale ogni partito, pur nell'unità del centrodestra, è anche una competizione interna e quindi noi cerchiamo di fare il meglio possibile per Forza Italia. E adesso da ex leghista, quindi diventa un possibile, un papabile candidato per Forza Italia, magari già alle europee? Se lo volesse lui sì, io Tony insomma gli sto facendo la corte politicamente da un po' di tempo, io me lo auguro, è uno bravo, credibile, serio, competente, amministratore e quindi io me lo auguro, dovete chiedere a lui, per me sarebbe sicuramente un sì. Ecco, con Forza Nord, di fatto Forza Nord la supporterà nella corsa a candidato per il Veneto nel 2025? Allora è Forza Italia perché ripeto è solo un comitato interno al partito, Antonio Tajani, e lo ringrazio di cuore per questo, ha già espresso la mia candidatura, bisognerà vedere se il Veneto toccherà Forza Italia e questo dipenderà da queste europee e dall'incontro che faranno Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'anno prossimo, quando voteranno 9 regioni, fra le quali il Veneto, e lì decideranno chi governa chi. Lo strappo di oggi, di Vittorio Veneto, chiamiamolo così, è uno strappo comunque evidente all'interno del centrodestra, che conseguenze avrà sulle altre comunali? Guardi, nessuno in particolare, perché per dire nelle grandi realtà dove si va al voto, penso a Bassano del Grappa, siamo noi e la Lega alleati. A Legnaro, di come parlo della mia provincia, siamo noi
e Fratelli d'Italia allegati su un candidato di Fratelli d'Italia e così via, a Macchia di Leopardo, a Rovigo saremo tutti assieme. Quindi poi si possono considerare, io la penso così, il primo turno, le primarie. Poi chi arriva primo può sicuramente portarsi dietro gli altri che restasse escluso nel centrodestra al primo turno, quindi per ricompattarsi ai ballottaggi. Quindi nel caso di Vittorio Veneto, se sarà ballottaggio, cosa farete? Ma secondo me, guardando la situazione di Vittorio, non lo dico perché bisogna essere scaramantici, ma insomma io qua sarei fiducioso di vincere il primo turno, francamente. C'è l'amministrazione uscente compatta che ha ben lavorato, normalmente si rivince senza difficoltà. Insomma, si corre per vincere. Dare, lei farà parte di questo comitatone, così lo ha definito Tosi, Forza Nord? Assolutamente no, io sono della Lega Nord, rimango nella Lega Nord Liga Veneta. Questa è un'operazione che sta facendo Tosi all'interno di Forza Italia per cercare di catturare gli scontenti che vanno via dalla Lega. Io sono stato espulso, ma rimango nella Lega. E fa bene Tosi a fare questa operazione? Ma è un'operazione politica, Tosi sa fare il suo mestiere e lo fa bene. È un'operazione politica che colma un voto, quindi? No, è un'operazione politica in vista delle europee per catturare più voti possibili e naturalmente io però rimango sul territorio, lavorerò per portare Gianluca Posocco all'interno come primo cittadino del comune di Vittorio Veneto, rimango territoriale, sono e rimango della Liga Veneta Lega Nord. Posocco, insomma, questo è un endorsement importante. Sì, molto importante. Comunque ringrazio Tony per tutto quello che ha fatto. Sottolineo che è un grande uomo, una grande persona, oltre che un grande politico. E lei non ha più la tessera della Lega, nemmeno lei? Io non ho fatto la tessera per evitare l'imbarazzo di buttarmi fuori, essendo un candidato contro la Lega, e anche per placare un po' le polemiche che ci sono in città, che non servono. Serve parlare di programmi, andare avanti e far capire alla gente cosa vogliamo fare. Ecco, lei sa che avrà gli occhi puntati addosso nei prossimi mesi, perché questo è un laboratorio politico. È un laboratorio politico, a me fa piacere viverlo con un gruppo di persone di estrema competenza e lungimiranza, professionali, equilibrate, e quindi lo vivremo insieme con la voglia di trasmettere quello che vogliamo fare, un bel laboratorio politico con le persone giuste. Ecco, laboratorio politico, anche Vietnam politico, se la guardiamo da un altro punto di vista. E concludo questo collegamento direttore lanciandoti l'intervista ad Antonio Miatto, il sindaco uscente leghista che non rinnoverà la tessera della Lega. Se non è un terremoto questo, Antonio Miatto, e ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto da Piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Sindaco, dal punto di vista politico lei non fa più parte della Lega, questo ce lo conferma? Non ha più la tessera della Lega, e da quando? Il cuore è il cuore, poi ci sono dei momenti storici in cui non ci si riconosce più, per cui sarebbe una bugia continuare a tenere in tasca una tessera della quale non ti riconosci. Il giorno che la Lega dovesse cambiare un pochettino rotta, io sono sempre qua con i miei intendimenti, con il mio credo, e quindi non sono cambiato io, era cambiata un po' troppo la Lega. E dov'è che è cambiata maggiormente? Sotto quali aspetti? In aspetti di rappresentanza. La Lega nasce come coacervo di movimenti autonomistici o liguri, piemontesi, lombardi, veneti soprattutto, come nel 1300 è stato il Veneto per primo a fare le leghe veronesi e cercare la sua autonomia. La cosa si è ripetuta nel XX secolo, adesso siamo nel XXI secolo, e nel XXI secolo vediamo che il movimento che doveva rappresentare questo sentire del Nord si è andato affievolendo e deformando. Intanto notizie importanti per quanto riguarda l'autonomia, che il 29 aprile sarà alla Camera dei Deputati per il voto dopo quello del Senato. Il Presidente Zaia dice: siamo vicini alla storia. Pensate che una volta che sarà approvato il DDL Calderoli ci sono già 8 competenze che potranno essere richieste dal Veneto pur in assenza dei famosi LEP, per cui l'autonomia
l'autonomia il 29 aprile viene praticamente messa sul giusto binario. Ci sono tante spaccature all'interno del centrodestra, come abbiamo sentito. L'unico candidato approvato congiuntamente dagli alleati è quello di Rovigo, per il resto a Chioggia, Bassano del Grappa e, come avete sentito, Vittorio Veneto in ordine sparso. Sentiamo cosa ne dicono Elena Donazzan e Roberto Marcato. Come Fratelli d'Italia a livello regionale noi siamo disposti a fare un passo indietro per il bene della coalizione. Qualcuno invece, che sta perdendo consenso, pensa così di alzare la voce, di affermare se stesso, ma non sono i partiti che i cittadini scelgono, sono le persone. Non è il partito di Meloni a creare fratture con gli alleati di centrodestra, ma semmai la Lega. Lo dice chiaro e tondo l'assessore regionale Elena Donazzan. A Rovigo Fratelli d'Italia ha accettato la candidata del Carroccio. Di contro, da Vittorio Veneto a Bassano del Grappa fino a Chioggia, gli strappi sarebbero avvenuti per mano leghista, penalizzando l'intero centrodestra. I cittadini vogliono coalizioni coese. Credo che Fratelli d'Italia abbia dimostrato responsabilità e spero sia riconosciuta proprio dai cittadini. Sarebbe proprio il volersi impossessare della leadership della coalizione da parte di Fratelli d'Italia il vero problema del centrodestra, secondo il collega di giunta di Donazzani, il leghista Roberto Marcato. Io capisco anche la voglia di emergere visto il consenso nazionale, però insomma, se io fossi in loro sarei un po' più cauto, perché la lezione che abbiamo ricevuto tutti dalle elezioni in Sardegna è chiara e netta. I cittadini le beghe interne non le possono comprendere, continua Marcato, tanto più che tra i due litiganti c'è un terzo che cerca di rosicchiare consensi. La nuova creatura di Flavio Tosi e Antonio Tajani, associazione o comitato che sia Forza Nord, punta esplicitamente ad attrarre quei leghisti delusi dal respiro nazionale della politica di Matteo Salvini. Gestione del partito che non ha scontentato solo uno storico militante come il trevigiano Gian Antonio Darè. Il bellunese Giampaolo Bottacin, fino a poche settimane fa in aria di passare a Forza Italia, ha detto no alla candidatura leghista alle europee. Malesseri palpabili anche nei comuni, ma tirarla lunga e prestarsi alle polemiche fa il gioco degli avversari. Bisogna avere autorevolezza nelle trattative, a un certo punto bisogna chiuderle, cioè non possiamo andare avanti così, perché noi, se non ci presentiamo come centrodestra unito, rischiamo di regalare ai nostri avversari politici roccaforti importanti, comuni importanti, e poi è difficile recuperarli. Torniamo alla cronaca, andiamo in diretta da Lucio Zanato per i funerali dei coniugi che sono morti nella tragedia di Trevignano, e c'è l'ultraleggero che era precipitato 3 giorni fa. Andiamo subito da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, si sono svolti qui, alle mie spalle c'è la chiesa votiva qui appena fuori le mura di Treviso, i funerali di Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucciari, la coppia precipitata con l'ultraleggero. Oggi appunto le esequie che sono state officiate da Don Tiziano Rossetto, che è parroco di San Pelagio, che è una parrocchia esattamente dall'altra parte della città. Perché sono venuti qui? Perché c'era tantissima gente, la chiesa di San Pelagio non avrebbe potuto contenere tutti gli amici, tutti i conoscenti, i colleghi, gli amici che volano con gli ultraleggeri della base Mosè, che è appunto a Trevignano, da dove era partito l'ultraleggero proprio condotto da generale Lanfranco De Gennaro. E oggi appunto si sono tenuti i funerali del Venerdì Santo, quindi in forma particolare senza l'Eucarestia, però sentiamo proprio all'inizio della cerimonia la lettera che il figlio Marco De Gennaro ha voluto leggere per i genitori, ma anche per tutti i presenti. Grazie a tutti per essere presenti in questo triste giorno. Oggi salutiamo 2 persone molto amate da tutti, Lanfranco e Lucia, i nostri cari genitori e adorati nonni. Lucia, poetessa nell'anima, ex maestra benvoluta, dinamica, ma sempre attenta al prossimo, nonché madre amorevole, dallo spirito creativo che ci auguriamo possa guidarci nel creare nuova speranza.
Lanfranco, generale e pilota di estrema bravura, stimato per la sua competenza presso tutti i colleghi e gli amici, padre e punto di riferimento dalle 1000 risorse e dallo spirito tecnico. Era capace di aggiustare ogni cosa e come vorremmo che potesse aggiustare anche questa situazione più grande di noi. Due anime diverse, eppure complementari. Due vite vissute insieme, in una storia di raro amore quotidiano. Insieme hanno vissuto, insieme se ne sono andati, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di noi tutti. Spero che possiate serbare per sempre vivo in voi il loro caro ricordo e condividerlo con noi quest'oggi. Come avete sentito, non un accenno alla tragedia accaduta proprio a Trevignano, quindi la caduta dell'ultraleggero, non un accenno proprio all'incidente, né da parte del figlio né da parte dell'officiante, ovvero di don Tiziano Rossetto, che invece ha puntato ancora una volta sulla capacità di aggiustare ogni cosa da parte proprio di Lanfranco De Gennaro. Presenti un drappello dell'aeronautica militare e anche dei colleghi e ex comandanti della base del secondo stormo a Sant'Angelo. Al termine della cerimonia le due salme sono state portate per la cremazione. Questa sera un servizio più ampio nel nostro telegiornale. A te la linea, direttore. Grazie molte a Lucio Zanato. Andiamo avanti con la cronaca. Avete sentito prima da Daniele Garbin che martedì partirà l'operazione Strade Sicure a Vicenza con l'arrivo dell'esercito, ma intanto la malavita continua a colpire. Una donna è stata rapinata alla fermata di un autobus, non si è data per persa e ha deciso di rintracciare i rapinatori. Gli assegnalati alla polizia sono stati arrestati. Perseverante, non molla e trova i suoi aggressori. Protagonista di questa storia è una donna peruviana di 63 anni che, mentre è in attesa dell'autobus a Vicenza, alla fermata del quartiere Ferrovieri, viene avvicinata da due uomini stranieri che la strattonano e le strappano di mano lo smartphone per allontanarsi subito dopo. La vittima lancia l'allarme al 113, ma le ricerche dei responsabili sono vane. La donna torna a casa e poi esce di nuovo col figlio per rintracciare gli autori della rapina, cosa che effettivamente succede in via Vaccari. La loro presenza viene segnalata alla polizia. Gli agenti accorrono sul posto e i due malviventi si disfano subito dello smartphone rubato, gettandolo a terra. Intercettati dalla polizia, i due vengono fotosegnalati. Si tratta di un nigeriano con divieto di dimora a Vicenza e un senegalese, entrambi con precedenti. Essendo però decorso il tempo utile per l'arresto in flagranza di reato, sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso. Il sistema normativo italiano ha bisogno di un giro di vite. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Andiamo a Padova, dove è stato condannato per l'omicidio della moglie un marocchino, poi rimpatriato con un volo da Venezia su provvedimento del questore di Padova. Condannato per l'omicidio della moglie, un 49enne marocchino è stato accompagnato alla frontiera dai poliziotti padovani. Così ha disposto il questore Marco Dorisio, un provvedimento di espulsione che ha portato all'allontanamento dall'Italia con immediato accompagnamento alla frontiera aerea di Venezia e rimpatriato in Marocco con un volo diretto a Casablanca. Entrato in Italia ad aprile del 2010 per ricongiungimento familiare, nel 2011 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile per omicidio, in quanto al culmine di un litigio in casa con la moglie, nonostante la presenza della figlia di 7 anni, l'aveva colpita 12 volte con un corpo contundente e 42 coltellate, uccidendola. Per questo è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione. Scarcerato il 28 agosto del 2023, irregolare sul territorio nazionale e ritenuto pericoloso socialmente, era stato trattenuto con il provvedimento del questore presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano, da dove era stato
dimesso dal giudice del Tribunale di Milano dopo qualche mese. Rintracciato in provincia di Padova, è stato accompagnato, su richiesta del questore Odorisio, al centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia e ora, grazie ai colloqui tra l'ufficio immigrazione della questura di Padova e il console del Regno del Marocco, al 49enne è stato rilasciato un permesso che ne ha consentito la partenza immediata dal territorio nazionale con un volo aereo diretto nel suo paese d'origine. Servizio di Federico Fusetti, restiamo a Padova per le truffe agli anziani. Sono giovanissimi i truffatori, ne abbiamo parlato ieri, la truffa a un'anziana di 84 anni da parte di un sedicenne che le ha sottratto 50.000 euro tra contanti, gioielli e carte di pagamento, e in questo servizio c'è anche il grazie del figlio dell'anziana truffata, Stefano Di Bello. Sono ovviamente molto fiero di quello che sono riusciti a fare le forze di polizia. Hanno fatto un'operazione che da film è dire poco, c'è stato un intervento veramente, la gente stenta a credere quando io racconto la velocità con cui hanno fatto, la professionalità con cui sono mossi, ma vi dico solo che alle 11 sono venuti a casa per portare gli identikit delle persone, far riconoscere la persona, e la mamma l'ha riconosciuto, è stata brava anche da quel punto di vista, però l'umanità con cui sono comportati, la disponibilità è un qualcosa a cui ovviamente noi cittadini non siamo abituati. È profondamente grato agli agenti della questura di Padova, Stefano Di Bello. Tutti i beni della mamma sono stati recuperati e adesso le sue attenzioni sono concentrate su di lei, che ha accusato il colpo ed è ricoverato in una struttura per curare non tanto il corpo, ma l'anima ferita nell'intimo di una donna di 84 anni. Una donna che in ogni caso, nell'immediatezza, ha saputo reagire e collaborare con la polizia. Malviventi che agiscono studiando i minimi dettagli, racconta. L'abbiamo chiamata perché loro staccano il telefono finché salgono in treno, quindi c'è stato un lasso di quasi 40 minuti in cui dalla Prato della Valle è arrivato in stazione. Quando salgono in treno staccano il telefono, noi eravamo sempre col telefono in chiamata. Quando abbiamo chiamata lei ha detto: ma cosa è successo? State bene? Perché è venuto a prendere, lì abbiamo capito subito. Credo che la tempestività nel chiamare e avvisare di quello che è successo ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire in maniera veloce. Era sola tra l'altro in casa in quei giorni. Quell'ora in cui è stata sola, quindi abbiamo detto: ma come hanno fatto a capire una cosa del genere? Poi è chiaro che la casualità alle volte ci mette una mano, però noi abbiamo pensato, ci hanno seguiti, l'hanno vista in ospedale, ma in realtà non è possibile una cosa del genere. Uno pensa a tutto. Ma è una persona attiva, operativa. Sì, assolutamente, molto, sì, molto anche generosa, abbiamo visto. Quindi, però chiaramente per un figlio credo che qualsiasi mamma farebbe una cosa di questo genere, però, e sì che era stata istruita in tutte le maniere, però purtroppo in quei momenti in cui c'è la tensione, credo che la cosa peggiore sia il dopo comunque, perché quando realizzano che sono state poco attente o non così abili nel gestire una cosa del genere, lì è un senso di debolezza molto profonda, per cui adesso è un lavoro psicologico che stiamo facendo. Eh sì, è il trauma soprattutto dopo queste truffe. Sono stati condannati con rito abbreviato, e siamo a Treviso a questo punto, per un totale di oltre 14 anni tre malviventi che avevano rapinato tabaccherie alimentari fra Treviso, Padova e Venezia. Un anno fa l'assalto al Bell Market di Refrontolo, pistole e coltello puntati contro l'anziana titolare. Speriamo che li mettano dentro e buttino via la chiave. Sono le parole di Edda Doro, l'81enne titolare del Bell Market, rapinata un anno fa a Refrontolo. In queste settimane la mia vita è cambiata, ho paura, diceva ai nostri microfoni. E a 12 mesi di distanza dall'irruzione, i tre malviventi che le avevano puntato addosso una pistola scacciacani e un coltello sono stati condannati con rito abbreviato. Una banda che aveva colpito non solo nella Marca, ma anche nel Padovano e nel Veneziano. Si tratta del 47enne di Conegliano Gary Perruzzetto e il vittoriese 58enne Ivano Pin, che dovranno rispondere delle rapine di Refrontolo e Massanzago, di porto abusivo di armi, ricettazione della targa rubata a Piove di Sacco. A compiere le rapine con loro anche Elisa Zanin, 38 anni, di Conegliano, compagna di Perruzzetto. Per tutti e tre un totale di oltre 14 mesi di reclusione. A fare scalpore la scarcerazione lo scorso anno di Gary Perruzzetto a causa di un vizio procedurale. L'uomo era tornato in carcere poi a luglio. Oggi
oggi la chiusura del cerchio di una vicenda che aveva indignato anche per le modalità violente ai danni dell'anziana titolare che quel giorno di marzo le ha cambiato la vita. Troppa la paura provata. Bisogna provare per credere. Da provare per credere. Ha rapinato la fidanzata e le sorelle, poi è stato rintracciato dai carabinieri che gli hanno trovato in casa armi e munizioni, un vero e proprio arsenale probabilmente utilizzato per altri furti, ed è successo a Villorba. È successo che trovando una scusa è entrato in casa, il cane era spaventatissimo tra l'altro, infatti è quasi svenuto il cane, poi la bestia. Poi ha cominciato a parare colpi a destra e a sinistra perché voleva assolutamente i soldi, ho detto i soldi non ce ne sono, ma lui continuava ad insistere. Poi ho cominciato a mettere il suo quadro a casa e così quando ha trovato quello che gli serviva, 2 cellulari che si è portato via più 50 euro. Sono stati attimi concitati in questa casa di Via Po a Fontane di Villorba, dove un 42enne del posto ha fatto irruzione in piena notte, rendendosi autore di una vera e propria rapina. All'interno dell'abitazione ci sono la donna con cui ha una relazione, la signora Doriana, e le sue 2 sorelle. A noi non ci ha toccato, gli ha preso il cellulare dalle mani mia sorella, ha dato la stufa, ha battuto, ha fatto su casino come fa di solito lui, perché voleva a tutti i costi che gli dessimo dei soldi, tutto qua. Perché voleva questi soldi? Voleva dei soldi perché gli servivano per un motivo di dipendenza. L'uomo fugge in bicicletta e viene rintracciato poco dopo in via Trieste, sempre a Villorba, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, e qui si apre un altro capitolo perché nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio viene trovata una Santa Barbara, 2 scatole con 82 proiettili calibro 22, 2 di calibro 38, un visore notturno, una bottiglia in vetro con dentro cloroformio, un rilevatore di metalli preziosi, una balestra con tanto di frecce. Il sospetto degli inquirenti è che l'uomo sia autore di altri furti perpetrati in zona. Io ringrazio infinitamente i carabinieri per aver portato a conclusione questa operazione e per rendere anche un po' più sicuro il nostro territorio. Il 42enne ora è in carcere a Santabona, ma è la stessa Doriana a chiedere un aiuto per liberarlo dal gioco della droga. Io ho chiesto anche all'avvocato, aiutatelo, cioè non lasciatelo in carcere. Infatti dovrebbe uscire a momenti con la sorveglianza però, perché giustamente a me non mi ha detto così l'avvocato, che dovrebbe uscire a giorni con la cavigliera. Questo sarà sorvegliato a distanza e resterà a distanza anche da noi. Quindi lei dice aiutatelo a superare la dipendenza. Sì, esatto, è una cosa importante, lui non è un delinquente, non lo sarebbe nemmeno se non fosse per quello schifo. Ti assicuro che è uno schifo quella roba. Io perdono sì, ma stiamo scherzando, ma neanche a dirlo. Cioè, penso di essere l'unica che forse conosce veramente lui, forse, in parte. Intervista di Christian Arboit, il delitto di Rolle con la morte violenta dei coniugi Nicolasi. Come Olindo e Rosa ad Erba, il killer Sergio Papa sarebbe intenzionato a chiedere la revisione del processo. Un capitolo doloroso che potrebbe clamorosamente riaprirsi come per la strage di Erba. Al pari di Olindo e Rosa, i 2 coniugi che si trovano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo, Sergio Papa sarebbe intenzionato a chiedere la revisione del processo che lo ha portato all'ergastolo. Sullo sfondo l'uccisione di Loris e Anna Maria Nicolasi, i 2 pensionati di Rolle a Cison di Valmarino trucidati a colpi di roncola il 1° marzo del 2018 all'interno della loro abitazione. Per quella mattanza Papa, oggi 40 si trova in carcere a Santabona dopo che la sentenza della Cassazione è passata in giudicato. Papa si sarebbe già rivolto a un legale, ma la strada è in salita. L'istituto giuridico della revisione infatti è consentito solo in casi particolari, come per la sopravvenienza di nuove prove. Non solo, la Corte d'Appello competente sarebbe quella di Trento. A incastrare inizialmente Papa fu la confidenza a un marocchino residente in zona. Guardando il telegiornale della sera, l'uomo si era messo a piangere confessando il delitto. A 5 anni di distanza, una mossa tutta da decifrare. Adesso di nuovo in diretta andiamo a Bassano del Grappa da Vanessa Banzato, perché i cittadini sono preoccupati per la presenza di PFAS a San Michele. A te Vanessa.
Sì, buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. In effetti è stata riscontrata la presenza di PFAS nell'area di San Michele, proprio vicino a una zona di discarica negli anni passati. Per fortuna, c'è da dire questo, ancora la falda non è stata interessata, ma la preoccupazione tra la gente è tantissima, come lo conferma anche il candidato sindaco alle prossime comunali a Bassano del Grappa, Paolo Retinò. Molta preoccupazione, anche perché pare che tutto Retinò sia venuto fuori quasi come un fulmine a ciel sereno. Beh sì, noi siamo venuti a conoscenza tramite un encomiabile accesso agli atti da parte di un'associazione bassanese. Questo per noi non deve succedere. Noi seguiamo il tema PFAS con i gruppi di Europa Verde e Bassano per Tutti da tempo. Abbiamo una formazione tecnica a riguardo, siamo consapevoli del rischio e quindi oggi vogliamo dire con chiarezza che sui PFAS non si deve mai scherzare né tentennare. Ogni volta che c'è un rilevamento anomalo, questo rilevamento deve essere comunicato alla cittadinanza e assolutamente non ci si può arrivare tramite un accesso agli atti ARPAV, perché c'è di mezzo la salute delle bassanesi e dei bassanesi, ma anche di interi territori. C'è stata una sottovalutazione, secondo lei, di questo problema? A nostro avviso sì, sicuramente una poca trasparenza nei confronti della città. Noi crediamo che la trasparenza, il fatto che un'amministrazione comunale sia per principio trasparente come una casa di vetro sia il punto di partenza. La sottovalutazione sta anche nel fatto di non diffondere il dato. Ecco, per noi questo è un aspetto che non può essere ripetuto e noi saremo attenti e vigileremo su questo aspetto qui, perché finora pare che il pericolo sia scongiurato, ma facciamo grande attenzione perché i PFAS sono noti al mondo intero come inquinanti eterni. Inquinanti eterni che tra l'altro vengono utilizzati anche per moltissimi prodotti di uso quotidiano. È per questo che lei dice è necessario un monitoraggio continuo, coinvolgendo anche proprio la cittadinanza, e da parte dell'amministrazione deve esserci questa attenzione sempre, e in collaborazione anche con tutto quello che è l'organo sanitario. Certo. ULS in particolare, ma tutte le realtà territoriali come possono essere la Protezione Civile, le associazioni ambientaliste, nonché tutti i gruppi politici. La salute non riguarda mai un solo partito politico, un solo comparto politico. La salute riguarda tutti in modo trasversale. La mancanza di salute riguarda tutti allo stesso modo, in modo trasversale, quindi facciamo molta attenzione. Se abbiamo dubbi che ci siano dei potenziali rischi, monitoriamo, controlliamo e coinvolgiamo la cittadinanza anche in questo controllo laddove possibile e nei modi opportuni, e soprattutto, mi permetto, formiamo le persone sui rischi del PFAS e anche su dove si trova questo PFAS, perché il PFAS non è solo lo sversamento criminale della Miteni, il PFAS è anche nella nostra quotidianità domestica, quindi cominciamo anche a fare scelte di campo nella scelta dei prodotti che utilizziamo. Il certo è che nel momento in cui è emersa la presenza di PFAS nel bassanese, la gente si è preoccupata tanto. Lo credo bene, è fondamentale preoccuparsi, è proprio per questo che è fondamentale anche che si abbia la garanzia di un'amministrazione trasparente. Noi dobbiamo fidarci di chi amministra una città indipendentemente dalla parte politica. Questo noi portiamo come punto centrale della nostra campagna elettorale. I cittadini sono preoccupati, noi non li allarmiamo, ma non vogliamo che sia sottovalutato il rischio, perché una volta che una falda è inquinata da PFAS non si torna più indietro, cambia la vita dei cittadini e delle cittadine e ci sono dei peggioramenti scientificamente provati sulla salute, cancerogenicità, tumori, ma anche problemi alla tiroide per esempio, e tante altre cose, per arrivare soltanto infine alle malformazioni per esempio nei neonati. Bene, direttore, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie, vediamo quali possono essere gli effetti dei PFAS in questo documento di Greenpeace Italy, le vite stravolte. Mi chiamo Antonietta, vivo a Lonigo in provincia di Vicenza e vivo nella zona rossa. Allora, noi dal 2013 viviamo sopra una falda inquinata, per non dire inquinatissima a questo punto. Quando siamo venuti a conoscenza dei problemi PFAS, abbiamo iniziato allora a comprare l'acqua in bottiglie, abbiamo cominciato a comprare. Ancora oggi, che siamo
nel 2023, per noi questo pozzo rimane ancora l'unica fonte di approvvigionamento che abbiamo. L'anno scorso sono stati analizzati i prodotti del mio orto, sono stati analizzati e hanno valori stratosferici. Sono venuta a abitare qua vicino ai miei genitori per essere libera, per avere del verde attorno, per non avere il cemento, l'asfalto, tutte quelle cose che negli anni 60-70 ci torturavano. Ecco. E adesso però ci troviamo a vivere una situazione peggiore delle persone che abitano in città, perché noi abbiamo i PFAS sotto i nostri piedi, nella terra, nell'acqua, nei cibi che mangiamo. Avete sentito una testimonianza, una famiglia che è alle prese con i PFAS. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altre notizie e altri collegamenti. State con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, una notizia del Mattino di Padova. Niente contratto, addetti dei supermercati in sciopero alla vigilia di Pasqua. La stensione dal lavoro sabato 30 marzo riguarda in generale i lavoratori del commercio con presidi in ogni provincia del Veneto. Nel mirino il mancato rinnovo del contratto da ormai 51 mesi. La lotta agli ecovandali continua. A Pederobba due famiglie sono state braccate dalle telecamere mentre abbandonavano rifiuti fuori dagli ecocentri, ne abbiamo parlato anche ieri. Dovranno sostenere le spese di pulizia e il ripristino dei luoghi. Poi sentiremo il commento di ieri dell'assessore Roberto Marcato. Sono comportamenti che da parte nostra non avranno nessuno sconto e nessuna tolleranza, le sanzioni sono già state elevate, oltre a questo ci saranno anche i costi di pulizia dei luoghi molto importanti, perché ovviamente i volumi conferiti hanno impedito anche una corretta accesso ai centri stessi, proprio perché, ripeto, erano ingenti quantità di rifiuti versate tra l'altro con cadenza regolare. Sono veri e propri ecovandali seriali quelli braccati dalle telecamere mobili posizionate da Comune Consorzio Priula davanti agli ecocentri di Pederobba, dove da tempo è in atto una stretta contro il conferimento abusivo di rifiuti. Le immagini parlano chiaro. Nel primo caso ci sono due uomini ripresi mentre con una certa nonchalance scaricano una lavatrice e altro materiale domestico. Nel secondo una donna filmata nell'atto di abbandonare una decina di sacchi di rifiuti misti. Siamo riusciti a trovare questi ecovandali, che è un eufemismo chiamarli così, e spero e penso che le sanzioni pesanti che riceveranno le porteranno a un ragionamento che non vale la pena abbandonare rifiuti nel territorio. Ci sono gli ecocentri aperti al pubblico, portateli lì, così manteniamo il nostro territorio pulito e sano. Gli autori risiedono nel territorio comunale di Pederobba con utenze registrate. Periodicamente si servivano anche della raccolta porta a porta, evidentemente pensavano di farla franca. Facciamo un centinaio quasi di interventi all'anno, proprio anche minimali, ma proprio perché teniamo al decoro e alla pulizia del nostro territorio, e un grazie va in modo particolare a tutte le autorità coinvolte, ma anche ai cittadini che sono le prime nostre sentinelle. E riproponiamo il sarcastico commento dell'assessore Marcato ieri mattina qui a Focus TG. Cioè, quello che manda fuori, abbiamo visto le scene, cioè questi qua fanno una fatica boia, i carica a macchina, no, mi mette ore a caricare a macchina dei sacchi, se rompi un sacco te sporchi a macchina, dopo arriva davanti l'ecocentro o davanti alla piazzola, e scarica tutto, lavora come mussi per scaricare tutto quanto, con il rischio di essere scoperti. Cioè, al di là del danno ambientale che insomma nel 2023 nel 2024 io so cosa vuol dire bonificare siti, perché insomma stiamo spendendo l'ira di Dio in regione, soldi dei cittadini per bonificare i siti inquinati, ma mi domando ma quanto stupido sito c'è. Oggi vengono a prenderti il rifiuto, te lo vengono a prendere in cucina, cioè i bus a porti, scusa, ma se devo fare il caffè, aspetta, ti porto via i miei fondi, cioè, siamo a sti livelli qua. Ma cosa ti
passa per la testa di mettere 2 ore a caricare la macchina, a fare 100 km, un'altra 2 ore per scaricarla, sotto a piova, ma bisogna essere in drio, questi sono ladroni criminali in drio, cioè non c'è altre spiegazioni. Nel 2024 ancora, cioè ormai tutto il mondo sa che il rifiuto è pericoloso, è inquinante, che non si deve fare, lo sanno tutti, e poi mi dico, ma adesso questi qua avranno dei figli, come li guarderanno in faccia? Mi non so dire, certo mi sono finito in televisione, il mondo ha detto pare, ho detto mamma, ho detto sia, che se è finito in televisione perché ho fatto 100 km qua la lavatrice, e mi sarà perché ho mal di schiena, ma mia lavatrice, caricarla per andarla a portare da un'altra parte, ma è veramente una cosa che non so cosa scatti nella testa di queste persone qua. Roberto Marcato ieri a Focus TG. Andiamo di nuovo in diretta a Vittorio Veneto, c'è Christian Arboit con una candidata del Partito Democratico. A te Christian. Sì, buongiorno di nuovo direttore, ti mostro proprio la traiettoria politica di oggi. Quello è il bar Lux dove di fatto c'è stata la conferenza stampa con Gian Antonio D'Arè, Gianluca Posocco, Flavio Tosi, dove si è fondata una nuova forza politica di fatto, e dove Flavio Tosi ha lanciato questa Forza Nord, un movimento, un comitatone, chiamiamolo come vogliamo, di certo una bella spina nel fianco per la Lega ufficiale. Questo è Corso della Vittoria, il viale principale di Vittorio Veneto, e qui in Piazza del Popolo c'è la candidata sindaca del centro-sinistra, del campo largo, forse larghissimo del centro-sinistra, perché anche nel centro-sinistra Vittorio Veneto diventa un laboratorio politico. Do il benvenuto e il buongiorno a Mirella Bagliana. Buongiorno Bagliana. Dico bene, è un laboratorio politico? Sì, certo, a tutti. Sì, Vittorio Veneto diventerà un laboratorio politico, lo è già nei fatti, a livello sia regionale che forse anche nazionale a questo punto. Noi vorremmo anche riportare però il centro dell'attenzione sulla questione delle problematiche della città di Vittorio Veneto. Siamo consapevoli di questa situazione, di questo cambiamento radicale, di questa spaccatura della Lega Nord che determinerà a livello regionale notevoli ricadute, ci saranno ricadute, però vogliamo anche pensare ad un nuovo modello di centrosinistra, se si può dire così, che parta proprio da Vittorio Veneto e che coinvolga l'aspetto civico, la politica in termini di partecipazione dei cittadini, e quindi dalla contraparte noi proponiamo un nuovo modello civico per gestire queste le nostre città del Veneto. Ecco, perché questo è il tema, direttore. Bagliana è sostenuta da un fronte larghissimo che va appunto dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, poi appunto dovrebbe esserci anche i Verdi, Italia Viva, forse Azione, forse Azione. Forse Azione no, nel senso che non abbiamo ancora discusso approfonditamente con loro. È vero anche sì che il campo è molto vasto, tutti coloro che non si ritrovano in quello che è adesso questo nuovo modello del centro-destra, sì, penso verranno a noi. Noi su questo facciamo un appello anche ai moderati, naturalmente, a quel centro politico che secondo me in questo momento ha grosse difficoltà a collocarsi. Ecco, quindi lei mi pare di capire, Bagliana punta tanto sul civismo, quindi sì di centrosinistra, lei è una donna di centrosinistra ma soprattutto civica. Sì, questo modo di fare, questo modo di amministrare io l'ho maturato con gli anni e mi sto sempre più rendendo conto che le nostre città hanno bisogno di persone che siano più aperte possibile alle varie sensibilità che ci sono nel territorio. Quindi ripeto, non deve esserci una situazione ideologizzata, nessun tipo di forma di amministrazione chiusa in se stessa, bensì aperta, ripeto, a tutte le problematiche e tutte le sensibilità che ci sono in città, insomma. Senta Bagliana, chi è il suo vero avversario? Posocco o Braido? L'entità di D'Arè allargata a Forza Italia o la Lega ufficiale con Fratelli d'Italia? Chi è il suo vero sfidante?
Ma su questa domanda mi trovo un po' in difficoltà, nel senso che io ambedue non li considero, diciamo, sfidanti, perché io punto tanto a risolvere le questioni della città, quindi ognuno di loro farà un percorso che riterrà più opportuno. Ripeto, Posocco in questo momento ha l'eredità della giunta Miatto Posocco, lui era il vice sindaco dell'attuale amministrazione, che dal nostro punto di vista assolutamente chiude con un bilancio negativo, molto negativo. Tanto è vero che la spaccatura che si è determinata sul territorio di Vittorio Veneto è frutto anche di un malcontento che si è creato all'interno della maggioranza da più di 1 anno e mezzo. Insomma, si percepiva che alcuni consiglieri di maggioranza erano molto critici con questa amministrazione. Quindi ecco. Quindi voi avevate già annusato che c'era qualcosa che non andava all'interno dell'amministrazione? Sì, assolutamente sì, diciamo, ripeto, c'era già qualcosa che non andava rispetto alla giunta Posocco, Miatto Posocco. È vero che poi la fuoriuscita di Darè dalla Lega Nord ha acuito, ha rafforzato questa spaccatura che però, diciamo, era già un po' segnata, tracciata. Era nell'aria. Ultimissima domanda, le chiedo proprio una risposta in 10 secondi. Questa spaccatura all'interno del centro-destra vi favorirà? Allora, sì, cioè... possibilmente sì, nel senso che io spero che i cittadini di Vittorio Veneto raccolgano questo appello di dire che noi siamo molto concentrati su quello che c'è da fare in città. Lo dicevo prima, insomma, ho fatto un elenco di situazioni che sono da sistemare, che non sono state assolutamente, ci sono state fatte tante promesse ma nulla è stato portato a termine, e quindi diciamo che l'appello dei cittadini è quello di concentrarci sulle cose da fare e lasciare agli altri le beghe interne di partito, ecco. Bagliana, grazie, davvero buona campagna elettorale, mi sa che sarà molto effervescente, quindi grazie ancora a Mirella Bagliana. Direttore, con Nicoletta Rizzetto da Piazza del Popolo ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Cristian Arboetta. Andiamo ora a Santa Croce del Lago, in comune di Alpago, nel Bellunese, una comunità che è sbigottita di fronte alla storia paradossale che riguarda Madi, un operatore socio-assistenziale di 31 anni che dovrà lasciare l'Italia e il suo lavoro perché la richiesta di asilo non può essere fatta in uno stato diverso da quello di approdo, nel suo caso la Germania. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani, che insieme al nostro operatore Stefano Bozzi. Sì, siamo a Santa Croce del Lago, all'interno della casa Don Gino Ceccon, una casa di servizi per anziani, e assieme a me ci sono Madi Amadi e Massimo Lussu, coordinatore dei servizi di questo centro. La storia che vi raccontiamo ha del paradossale e riguarda la vicenda che colpisce direttamente Madi, che da 6 anni è in Italia, che nel frattempo della sua permanenza durante questo periodo ha studiato, lui è afghano, ha studiato, è diventato operatore socio-assistenziale, in questa struttura lavora da 3 anni, ma una sentenza lo obbliga in questo momento a lasciare l'Italia, i suoi affetti, il suo lavoro, la sua casa per ritornare in Germania. Per quale motivo? Allora, come ha detto, ho avuto un'udienza il 30 novembre e mi hanno detto che devo tornare in Germania perché io sono stato prima in Germania e ho fatto un asilo nel 2011 in Germania. Allora, Madi ha fatto una richiesta di asilo in Germania, la sua prima volta una 15ina d'anni fa, Madi? Praticamente sì, perché era 2011 che ha fatto le sì. E secondo la Convenzione di Dublino la richiesta di asilo non può essere concessa in un altro paese, da altro Stato differente dal primo Stato di approdo. Nel caso di Madi è la Germania, e questa situazione sta mettendo in difficoltà la sua vita personale. Madi è arrivato, ha lasciato l'Afghanistan assieme alla sua famiglia e ai suoi fratelli, e non vede la sua famiglia e i suoi fratelli
oramai da 15 anni, possiamo dire, quindi non sono più nessuno è in Afghanistan, e lui rischia di rientrare in Germania, di stare in accoglienza, in un centro di accoglienza di profughi per diverso tempo, per lungo tempo, per poi rientrare in Afghanistan, in un paese però che oggi per te è straniero. Totalmente, perché ero un piccolo bambino che è uscito e non so niente praticamente dal mio paese. Senti Madi, tu in questi anni sei stato utile non solo alla struttura in questo momento nella quale stai lavorando, ma anche alle forze dell'ordine, ai tribunali, perché grazie alla tua abilità sei stato e sei tuttora interprete e traduttore sia per le forze dell'ordine che per gli uffici giudiziari. Giusto, perché come ho detto sono poche persone che sanno mia lingua e altre lingue straniere che capisco io. E sempre sono stato pronto per darla una mano quando serviva a loro, diciamo così, che sono stato tradotto per carabinieri, per comune, per tutto quanto. Appena che serviva mi chiamavano, ero sempre pronto. Adesso tu vorresti che questo, come dire, questa disponibilità che tu hai dato agli altri ti fosse riconosciuta. Massimo Lussu, lei è il coordinatore di questa struttura, vi siete mobilitati oramai da tempo per fare in modo che all'interno, nell'ambito della legge, Madi possa essere aiutato, se non altro a restare qui dopo la fatica che ha fatto per studiare. Beh certo, noi con lui abbiamo cominciato un percorso di integrazione già da qualche anno, nel senso che lui ha cominciato a lavorare da noi nell'igiene ambientale e nel frattempo l'abbiamo supportato nel fare il corso per operatore sociosanitario e si è impegnato parecchio e ha fatto veramente un bel percorso con noi, lo abbiamo aiutato anche nel trovare una sistemazione fissa, ha avuto il suo contratto a tempo indeterminato perché se lo meritava. E in questo momento anche per noi è stato un fulmine a ciel sereno, perché sicuramente questa sentenza, che è giustificatissima dal punto di vista del rispetto di quello che è la legge, ci mette un po' in difficoltà, anche perché trovare delle risorse in questo momento che sono la sua figura, la figura dell'operatore sociosanitario, è abbastanza complicato e credo che sia una cosa anche abbastanza risaputa. Stiamo cercando in qualche modo di trovare supporto dalle istituzioni per avere comunque un aiuto e cercare di capire come possiamo risolvere questa situazione. Allora questa era l'intervista di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione di Belluno. Andiamo in pubblicità e torniamo subito con voi. In aprile l'evento astronomico del millennio, cioè un'eclissi solare. Vediamo. Insomma, da qui non la vediamo, per cui eclissi solare la vedranno su una ristretta striscia di terra, avete visto negli Stati Uniti, in Canada. E chiudiamo con quello che può sembrare un pericolo per l'occupazione, perché verrà utilizzato invece per lavori pesanti e pericolosi, cioè il robottino Robi, presentato agli industriali di Treviso, frutto dell'intelligenza artificiale.
Sono dotato di vari dispositivi finali, come pinze, ventose e una mano umanoide, che mi permettono di afferrare diversi oggetti e di replicare i gesti umani. Arrivato a Treviso per una dimostrazione pratica sull'intelligenza artificiale agli imprenditori Confindustria Veneto Est, Roby è il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica. Con quasi 60 applicazioni già attive nelle imprese del nostro paese, questo robot si sta dimostrando un alleato prezioso per affrontare le attività più faticose, ripetitive e pericolose per gli esseri umani. Roby è destinato a quei processi produttivi che implicano per l'uomo dei rischi salute fisica e salute mentale. Può fare quelle fasi lavorative per permettere all'uomo di non correre il proprio rischio salute lavorando 8 ore al giorno e facendo il suo mestiere. Ad oggi dove è stato richiesto? Oggi è presente in aziende di manifattura meccanica, di manifattura plastica, processi di verniciatura e aziende chimiche. In futuro lo potremo trovare anche negli ospedali? Noi abbiamo già iniziato un percorso di sperimentazione con Fondazione Santa Lucia a Roma proprio per portare questa macchina a diventare strumento di terapia neuroriabilitativa per i pazienti con l'ictus, quindi eseguirà con i pazienti con l'ictus esercizi lessicali e esercizi motori. Il mio scopo è assistere e collaborare con gli umani, non sostituirli. Sono progettato per svolgere compiti pericolosi e rischiosi, ma do sempre la priorità alla sicurezza e al benessere degli umani. La denatalità e la scarsità di personale disponibile stanno mettendo a dura prova le imprese, soprattutto in settori con lavori usuranti. I robot possono offrire un aiuto prezioso, diventando una risorsa fondamentale per affrontare questa sfida e garantire la continuità produttiva. Conferri da qui al 2030 prevede la mancanza di operatori per 85 milioni di posizioni nell'industria. Giustamente ci sono due temi su questo, il primo è quello demografico, dove chiaramente c'è un grosso calo, ma il tema più rilevante è che il rapporto col proprio lavoro sta cambiando. Oggi le persone non sono più disposte a sacrificare la qualità della propria vita per il lavoro. E chissà che non si riesca a ridurre, grazie a questi robot, la serie tremenda degli incidenti sul lavoro. Grazie per averci seguiti fin qui. Stasera Focus alle 21:15 parleremo di danza, la danza per tutti e con tutti, la danza anche inclusiva questa sera alle 21:15 e poi una intervista a Focus stasera a Massimo Cacciari sui venti di guerra. Cacciari che da tempo sostiene che in assenza di un vero e proprio negoziato si sta andando incontro ad una catastrofe. Grazie a tutti, grazie a Francesco Cerone e a Italo Moravo in regia e buona giornata.